Ho visto una ragazza e mi piaceva, ma accanto suo marito l'abbracciava e le diceva: il pane costa caro, non si può andare avanti, ci sono poche cose certe nella vita. La prima è che il caffè si beve amaro, la seconda è che se vuoi rimarginare una ferita. Salve, vi spiego un po' come nasce il Club degli Intelligenti, il mio ultimo lavoro che ho pubblicato col Cenacolo di Ares nella collana Gli Indipendenti. È un lavoro che in realtà nasce 2 anni fa, quindi per me è anche difficile ricostruire come nacque esattamente questa idea. Posso dirvi però che non si tratta di un romanzo, in realtà si tratta di una trilogia, sono 3 racconti lunghi o romanzi brevi, una dimensione un po' ibrida diremmo. E che cosa hanno in comune questi 3 racconti? Il protagonista. Il protagonista è Socrate, è un filosofo con tutte le virgolette del caso, che ha elaborato una teoria della mediocrità che secondo lui spiegherebbe lo sfacelo del mondo contemporaneo. Vale a dire, in base a questa teoria si spiegherebbero tutte le disgrazie del mondo attuale e la futura rovina. È una teoria un po' apocalittica, anzi molto apocalittica, che però non riesce a imporsi, diremmo, nella comunità filosofica internazionale, e quindi questo povero filosofo Castedaiu, per poter campare, è costretto a vendere il proprio corpo, non perché ci sia qualcosa di pruriginoso, qualcosa di prettamente erotico così, ma soltanto perché è un mezzo veloce per fare i soldi e lui, disprezzando il lavoro, pensa che questo sia un modo efficace per procurarsi da vivere. Tutto questo succede principalmente nel primo capitolo, che si chiama In Medio. Nel secondo, che si chiama No Pain, c'è una storia d'amore dove, come giusto contrappasso alla mercificazione che lui fa del suo corpo, si innamora perdutamente e prende una fregatura clamorosa. E quindi dovrà elaborare questo lutto in completa solitudine e disperazione. La cosa curiosa è che in questo libro ci sono 2 finali, in questo racconto, in questo secondo racconto, che sono diversi, opposti, ma a loro modo complementari. Nel terzo capitolo, invece, che si chiama La colazione dei cretini, il nostro Socrate ha un incidente sul lavoro, e dato il lavoro potrete capire l'incidente, e non potendo esercitare si dà a voler smentire una leggenda metropolitana cagliaritana che in realtà non esiste, mi sono inventato io, ma annoiandosi profondamente dovrà trovare qualcosa da fare e si dedicherà a questa cosa. In questo caso ci sono alcuni personaggi che finalmente compaiono al di fuori dell'ambito lavorativo, che sono 2 amici, uno continentale e uno catalano, che vengono in Sardegna a dargli manforte, e una figura femminile che compare anche lei in questo terzo racconto. Questo è quanto, insomma, è la struttura del libro. Allora, la collana si chiama Gli Indipendenti, una collana del Cenacolo di Ares, di cui io, prima di fare il direttore, prima di essere direttore della collana, sono stato autore, per cui mi sono trovato bene con questo editore sardo, a differenza di altri editori che ho conosciuto nella mia carriera di autore, e quindi ho pensato che fosse una cosa importante riuscire a pubblicare altri libri di altri autori sardi che, come me, magari hanno avuto difficoltà. Per cui mi è venuto subito da pensare a Ivo, perché avevo letto dei suoi racconti e assistito ai suoi reading, cose che mi hanno colpito e mi sono piaciute tanto, in cui mi ci sono pure ritrovato, per cui ho proposto a lui di fare la prima uscita. Sono soddisfatto. Allora, il Cenacolo di Ares è una piccola casa editrice che è nata da un manifesto artistico che è stato scritto 4 anni fa da alcuni autori e altre tipologie di artisti. E, siamo nati con l'intento fondamentalmente di riportare al centro dell'opera il valore artistico, quindi la nostra idea è stata quella di uscire dal
dallo strutturalismo dominante del mercato editoriale attuale e di riproporre l'opera d'arte come unico valore editoriale. Quindi prima di pubblicare un'opera noi non ci preoccupiamo del fatto che sia vendibile o no, ma ci preoccupiamo del fatto che abbia contenuto di personalità dell'autore e un valore aggiunto di arte. Quindi il nostro tentativo, diciamo, non è tanto di tipo editoriale commerciale, ma è di tipo editoriale artistico. Questa è stata la nostra missione e quello che cerchiamo di portare avanti. Oggi siamo al Circolo La Marina Sankara, che ringraziamo. Invece i prossimi appuntamenti per le prossime presentazioni saranno domenica 6 marzo al Bicus a Villanova, sempre a Cagliari, l'11 marzo a Giba, a Casa Ibba, sempre alle 19, ospiti di Matteo Murgia della compagnia cantante. Il 18 saremo a Mogoro, nella biblioteca comunale, altre date sono in conferma. Comunque troverete tutte le novità nella pagina ufficiale del Club degli Intelligenti su Facebook.